2. Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. Buongiorno Antonino, a te la linea. Buongiorno a te Castellana Sveva, amici e amici miei, ma non dall'avventura. Buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è il garage dell'Alfista, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, sabato 8 di marzo dell'anno del Signore 2025. Se posso permettermi, auguri a tutte le donne che ci stanno ascoltando in questa giornata internazionale della donna, giornata che dovrebbe essere tutto l'anno e non solo quest'oggi, anche perché oggi c'è un alto rischio di tassi di retorica non da poco, per cui più fatti e meno mimose. Bene, quindi auguri cara Sveva, buon lavoro anche a te e insomma cerchiamo di fare la nostra trasmissione alle 9:47 minuti e 32 secondi. Dunque, allora, la puntata di oggi vuole riprendere il tema dell'Alfa 90 che nella primavera del 1985 cresceva, questo mentre l'Alfa Romeo terminava la gestazione di quello che poi sarebbe stato un grande successo, una vettura che poi è rimasta nell'immaginario collettivo di molti alfisti e che è stata in fondo l'ultima vettura insieme con l'RZ SZ a portare in produzione e a mettere a disposizione di tutti gli alfisti, di tutti gli automobilisti, la tecnologia sviluppata quasi 20 anni prima, nel 1972 con l'Alfetta, cioè il sistema transaxle, motore avanti, cambio e differenziale dietro, ponte de Dion per avere le ruote posteriori sempre ben parallele al fondo stradale, all'avantreno le barre di torsione, grande precisione di guida e naturalmente tutti gli annessi e connessi. Da più di 20 anni, quando si parla di questo schema meccanico, ogni volta si dice però si può impuntare nei cambi veloci, il cambio della Giulia era tutt'altra cosa, però non risulta che gli alfisti negli anni 70-80 si fossero lamentati per questo, anzi evidentemente quando questi cambi erano nuovi e certi giochi, certe tolleranze erano precise, non erano lacche, evidentemente il sistema funzionava alla perfezione o comunque funzionava dando la giusta soddisfazione. Nella primavera del 1985, appunto, vi dicevo, l'Alfa Romeo sta investendo molto sull'Alfa 90, anche perché sapete che è stata chiamata a sostituire l'Alfetta dopo 12 anni di onorato servizio e di dignitosi numeri di vendita anche negli ultimi anni. Vi ricordo che l'Alfetta è stata anche la 2000 più venduta in Italia al principio degli anni 80 e l'idea è naturalmente, sia pure con tutti i limiti dovuti al budget e tutti i limiti dovuti al fatto che soldi ormai non ce n'erano più nemmeno per sbaglio, ecco, malgrado tutto l'idea era cercare di fare qualcosa di nuovo e di offrire qualcosa di diverso rispetto al prodotto che poteva comprare chi aveva i soldi per acquistare un'automobile del genere e che naturalmente non voleva rivolgersi alla produzione tedesca, quindi non voleva comprare una Serie 5 della BMW, tanto per capirci, perché l'avversario è sempre stato quello di Monaco di Baviera. Nella primavera di quell'anno arriva e spunta sui giornali una pubblicità, sono qua sull'archivio della stampa che non posso mostrarvi, comunque
quando poi saremo di nuovo a posto potremo tornare a vedere anche sul canale 252 i vari contributi visivi, visual, radio e così via, audio e così via. La 6 cilindri Alfa Romeo entra in classe 2000. Questa è la stampa del 30 maggio 1985, Alfa 90, nuova 2000 6V iniezione. La nuova Alfa 90 2000 6V, l'elasticità, la brillantezza, la silenziosità dei 6 cilindri assumono la dimensione efficiente e razionale dei 2 litri di cilindrata. Il sistema elettronico CEM, esclusivo Alfa Romeo, regola con la massima precisione i parametri di iniezione e accensione, ottimizzando rendimento e consumi. Alfa 90 2000 6V, 195 all'ora con la potenza docile piena di 132 cavalli, il massimo comfort di guida, la sicurezza tipica Alfa Romeo. Alfa 90 2000 6V, l'arte di viaggiare in classe 2000 a 6 cilindri Alfa Romeo. Alfa 90, la civiltà della macchina. Questo è il claim della pubblicità che naturalmente festeggia anche i primi 75 anni dell'Alfa Romeo. C'è da dire che per quale motivo arriva un motore del genere sull'Alfa 90? Beh, intanto diciamo che questa è l'ulteriore applicazione del CEM, l'iniezione fatta in casa dall'Alfa Romeo, che era stata sviluppata, mi raccontò Dario Redaelli, che è stato tra i padri di questa particolare iniezione. Io l'ho conosciuto grazie ai nostri amici del garage Gasparri di via San Bernardino al 111 a Legnano, quindi se vi capita fate una capatina da quelle parti e troverete un vero e proprio tempio dell'alfismo. Redelli raccontò che a partire dal 76 più o meno, dopo la crisi energetica del 1973, in Alfa Romeo, dove già comunque esistevano dei sistemi di iniezione, pensate solo allo Spica che è montato dall'Alfa Montreal, si cominciò a pensare all'idea dell'iniezione elettronica, soprattutto un'iniezione elettronica che fosse sviluppata in casa, non necessariamente un'iniezione da andare a comprare alla Bosch. Questo sistema, anche perché poi lo Stato aveva fatto una legge, raccontò Redaelli, che sostanzialmente incentivava i costruttori italiani a migliorare l'efficienza energetica delle proprie autovetture. E quindi da questo nacquero all'inizio degli anni '80 le Alfette e Giuliette che avevano i rapporti allungati, la quinta più lunga, per risparmiare un po' di benzina. Ma oltre a questo nacque un esperimento. Nel 1981 il CEM, controllo elettronico motore, fa il suo debutto sulle Alfette Taxi. Venne fatto un lotto di Alfetta Taxi che vennero date in gestione ai tassisti milanesi. La particolarità è che su queste Alfette 2000 c'era questa iniezione elettronica, questo cervello elettronico che nei casi di scarso carico del motore, quindi poca richiesta di cavalli, anziché far funzionare tutti e 4 i cilindri, ne faceva accendere soltanto 2. Gli altri 2 venivano ovviamente trascinati a vuoto dall'albero motore. Questo sistema divenne poi un'evoluzione perché il sistema funzionò, effettivamente dava dei vantaggi come riduzione dei consumi di benzina. Questo sistema funzionò e venne fatto un lotto di 994 vetture Alfetta CEM che l'Alfa Romeo diede a dei clienti molto affezionati. Oggi ce ne sono pochissime in giro di queste CEM, quindi non dico che siano dei prototipi perché non è vero, però certo diciamo che fu un test più ampio che venne dato in mano all'utente comune. Queste vetture, ripeto, qualcuna ne sopravvive ancora, noi ne abbiamo raccontata una sul garage dell'Alfista in versione cartacea, e la particolarità, ci raccontò il suo proprietario, al netto dei problemi legati al fatto che ormai gli iniettori sono difficilissimi da trovare, la particolarità è che sono automobili che hanno addirittura una velocità di punta maggiore rispetto all'Alfetta 2000 normale e che con 2 soli pistoni in effetti funzionano consumando esattamente quanto un'utilitaria, più o meno quanto una Panda.
il che, se ci pensate, per una 2000 tutta potenza come l'Alfetta è tanto. Il CEM però non era inteso soltanto per questo genere di risparmio della benzina, ma venne anche appunto sperimentato sul motore V6 che venne ridotto in cilindrata 2000 per il semplice e banale motivo che nel nostro paese c'è sempre stata questa tendenza a uccidere e stratassare le vetture sopra i 2000 di cilindrata, perché a quel tempo diciamo che i costruttori nazionali che fabbricavano automobili sopra quella cilindrata si contavano sulla punta delle dita di un monco. E in particolare ce n'era uno a Torino che aveva dismesso le grandi cilindrate da qualche anno, per cui era necessario, insomma, proteggere il mercato. Questo ha fatto sì che le vetture tedesche si affermassero tra quelli che avevano i soldi, tra gli imprenditori, tra i benestanti, per il semplice e banale motivo che non c'era un'alternativa italiana. C'è stato il tentativo di offrire un'alternativa italiana alla fine degli anni 70 con l'Alfa 6, che però era solo 2005, poi dopo l'83 arriva l'Alfa 6 2000, l'Alfa 6 2005 turbo diesel, che cercò insomma di tamponare le falle delle scarse vendite di questa vettura, ma naturalmente non è stato un successo commerciale. Perché? Perché gli altri c'erano da prima, presidiavano il mercato già da prima, investivano già da prima, esportavano in America, quindi avevano tutta una possibilità di vendite che l'Alfa Romeo non aveva. Del resto, se voi ci pensate, l'Alfa 6 arriva nel 79, cioè 11 anni dopo l'ultima ammiraglia di grossa cilindrata equiparabile all'Alfa 6, che era la 2006, che aveva il motore 6 cilindri in linea. E allora si fa questo tentativo, l'Alfa 90 2000 V6, per offrire quindi un'alternativa più, come potremmo dire, più votata al lusso, più votata all'immagine, al prestigio, perché comunque un motore V6 è un motore che dà naturalmente una souplesse di marcia che i 4 cilindri non hanno, quindi è evidentemente qualcosa che offre un maggiore comfort di marcia, una maggiore piacevolezza di guida, e lo si fa con il CEM. Le vendite non saranno entusiasmanti e terminata la produzione dell'Alfa 90 nel 1987, tra l'altro l'acquisizione della casa di Arese, la prima cosa che verrà distrutta dall'archivio sarà tutta la documentazione del CEM. Quando noi nella primavera del 2019 abbiamo aiutato Massimo Ongari, che aveva quest'Alfa 90 V6 CEM, che non riusciva a riparare perché non sapeva se gli iniettori fossero compatibili o meno con quelli dell'Alfetta CEM, praticamente Redaelli ha dovuto ricostruire lo schema a memoria alla bellissima età di 91 anni. E alla fine abbiamo scoperto che gli iniettori dell'Alfetta CEM e gli iniettori dell'Alfa 90 CEM sono la stessa cosa, per cui li potete montare senza problemi, anche perché con l'andare avanti del tempo la tecnologia, quindi anche tutti gli strumenti di diagnostica che l'Alfa Romeo aveva fatto preparare e così via, e che c'erano in alcune officine che erano preparate sul tema, e non sono tante purtroppo, questa tecnologia si va perdendo, si vanno perdendo gli iniettori, quindi verrà un momento nel quale non ci sarà più la possibilità di riparare queste vetture. E allora che si farà? L'unica cosa sarà o fare una batteria di carburatori o metterci un motore 2000 di albero, che ci fai? Quindi queste sono vetture in realtà da tenersi molto care, anche se sono molto difficili da riparare e da mantenere, perché rappresentano un tentativo tutto italiano e tutto Alfa Romeo di offrire un'iniezione elettronica efficiente, efficace, che non fosse la classica Bosch che poi ha dilagato su tutti i motori in Europa.
rappresenta una testimonianza di un mondo che non c'è più, ma di una casa che, malgrado fosse arrivata a metà degli anni '80 ormai alla canna del gas per quanto riguardava l'economia, ha cercato di offrire ancora qualcosa di entusiasmante, qualcosa di diverso rispetto alla solita sbobba che potevate trovare nelle altre concessionarie. Per questo, a maggior ragione, se trovate un Alfa 90 CEM, sì, penerete non poco nel trovare gli iniettori, ma vi porterete a casa veramente una grande opera d'arte e di tecnologia italiana. Con questo noi terminiamo questa puntata, ci ritroviamo il 15 di marzo. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buongiorno. Avete ascoltato il garage